Ciao tifosi del Napoli! Siamo qui con un'altra esclusiva che promette di tenervi incollati allo schermo. Come sempre, la nostra squadra sta lavorando incessantemente per migliorarsi e portare a casa risultati sempre più grandi. Prima di iniziare, vi invitiamo a mettere un like a questo video e a iscrivervi al canale per non perdere nessun aggiornamento. E ora, entriamo nel vivo della notizia. Mercato di trasferimenti del Napoli, nuove importanti novità su Alessandro Buongiorno. Secondo quanto riportato da Tutto Mercato Web, oggi si sono svolti nuovi contatti tra le parti coinvolte nella trattativa che hanno portato ad un significativo avvicinamento verso la chiusura dell'accordo. Buongiorno al Napoli, ultime novità. Nel dettaglio, il Napoli avrebbe contattato questo pomeriggio Beppe Riso, agente di Buongiorno, con l'obiettivo di trovare un accordo economico in grado di soddisfare le richieste del Torino. Il club granata continua a chiedere 40 milioni di euro per permettere la cessione del difensore, ma il Napoli sta lavorando per abbassare questa cifra. Le sensazioni sono sempre più positive e c'è una crescente fiducia che l'operazione possa andare a buon fine. Sono previsti ulteriori incontri nelle prossime ore per cercare di definire l'accordo. La trattativa potrebbe chiudersi intorno ai 35 milioni di euro, bonus inclusi, a condizione che il Torino decida di accettare le condizioni proposte dal Napoli e ridurre le sue richieste iniziali. Tifosi del Napoli, cosa ne pensate di questo possibile acquisto? Credete che Alessandro Buongiorno possa fare la differenza nella nostra difesa? Lasciate i vostri commenti qui sotto, vogliamo sapere la vostra opinione. Non dimenticate di mettere un like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del nostro amato Napoli. Alla prossima e forza Napoli sempre!